Aggiornare la griglia sul rapporto prezzo del latte pecorino romano alla luce della situazione che si è venuta a creare sui mercati, quanto chiede la Coldiretti Sardegna, che segnala come nonostante quest'anno ci sia un calo sostanziale della produzione di pecorino romano, la più bassa degli ultimi 5 anni, il prezzo del prodotto cresca troppo lentamente, essendo fissato attualmente a 6,80 euro al chilogrammo, così come riporta il sito web clal.it, fonte ufficiale del Consorzio del Pecorino Romano. La Coldiretti Sardegna sottolinea come da ottobre 2018 a giugno 2019 si siano prodotte 25.389 tonnellate di pecorino romano, con un traguardo di circa 26.500 tonnellate a fine campagna, un livello di produzione pari a quello raggiunto nel 2013-2014 con poco più di 24.000 tonnellate. L'anno successivo il latte venne pagato in media a 1,10 euro al litro con punte di 1,40 euro. Anche per questo motivo il direttore della Coldiretti Sardegna, Luca Sabba, invita tutti i componenti della filiera a fare squadra. L'associazione agricola sottolinea come l'accordo fissato a marzo col prezzo del latte a 74 centesimi al litro di acconto rischi di essere sbilanciato dalla parte della trasformazione, perché la griglia prevede che al prezzo del pecorino si faccia corrispondere quello del latte. Per questo ribadiamo la necessità, come scritto nel documento presentato al prefetto di Sassari e al capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole a giugno, di mettere in discussione la griglia e prendere in considerazione quella da noi proposta, rileva il presidente della Coldiretti Sardegna Battista Qualbu. Una griglia costruita seguendo un metodo logico e allo stesso tempo mettere in pratica l'articolo 3 della cosiddetta legge emergenze, in cui si obbligano i produttori a registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di formaggio prodotto, ceduto e le giacenze di magazzino.